Buongiorno e buona domenica, puntuali siamo insieme a voi anche in questa giornata di festa per raccontarvi tutte le notizie e gli aggiornamenti di queste ultime ore dal Veneto e non solo. Iniziamo come sempre dalla cronaca in primo piano con ancora un caso di maltrattamenti, un uomo che aggredisce l'ex compagna. È successo a Padova, un cittadino marocchino di 22 anni ha preso a calci e pugni appunto l'ex compagna e poi la minacciata con un coltello. L'uomo è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima e di dimora nella provincia di Padova. L'episodio, riferisce la questura, risale al pomeriggio dello scorso 10 febbraio. La donna, 48 anni, nelle settimane precedenti aveva denunciato l'ex per episodi simili su cui era in corso proprio un'indagine della polizia padovana coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova per episodi accaduti nello stesso appartamento. La donna ha contattato direttamente gli agenti della squadra mobile per l'ennesima aggressione. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la donna e l'aggressore in strada vicino al portone di casa dove probabilmente la vittima era corsa per chiedere aiuto. Bloccato dagli agenti intervenuti, il 22enne ha tentato di negare la responsabilità nonostante i lividi sul volto della vittima. L'uomo è stato accompagnato in questura, arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto alla casa circondariale Due Palazzi. La donna invece è stata accompagnata in ospedale dove i medici l'hanno visitata e medicata. Per lei la prognosi è di 20 giorni. Il GIP ha convalidato l'arresto, disposto nei confronti dell'aggressore appunto come detto la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 1 chilometro dalla vittima e ai luoghi da lei frequentati. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del 22enne marocchino. Torniamo alla giornata di ieri con il tragico incidente accaduto a Tessera, lungo la Triestina, nello scontro frontale tra due auto. Una donna ha perso la vita, grave la figlia di 12 anni. Scontro frontale poco prima delle 11 all'altezza del casinò di Canoghera, all'incrocio con via Paliaga lungo la Triestina. Un impatto devastante tra due auto in cui una donna di circa 40 anni di nazionalità albanese ha perso la vita morendo sul colpo, mentre è in gravissime condizioni la dodicenne che era con lei, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Padova e ricoverata in terapia intensiva. In auto con loro c'era anche un uomo che non avrebbe riportato gravi ferite. Sull'altra vettura c'erano invece due uomini, entrambi trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, ma non sarebbero in pericolo di vita. C'è anche un sesto ferito, l'autista di un furgone Amazon che si trovava lungo la strada al momento dello scontro. Anche lui è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, anche i vigili del fuoco di Mestre che hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Via Triestina è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore con lunghe code e disagi in tutta la zona per permettere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. E sempre ieri un supermercato, l'ennesimo supermercato preso di mira dai malviventi, è successo al Conad di San Martino di Lupari, siamo dunque in provincia di Padova. In due, armati di pistola con il volto travisato, entrano nel supermercato Conad di via Monsignor Agostini a San Martino di Lupari. Sono le 7:15 di sera. Nel negozio ci sono ancora clienti che stanno facendo la spesa quando i malviventi fanno irruzione. Minacciano le cassiere di consegnare il denaro contenuto nelle casse, puntando loro contro la pistola, terrorizzando le persone che si trovano all'interno. Arraffano il bottino, il cui ammontare è ancora in via di quantificazione, e così come sono entrati si dileguano a bordo di un'utilitaria scura guidata da un terzo complice che li attende all'esterno. Un copione che purtroppo torna a ripetersi. Innanzitutto esprimo la mia solidarietà da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Martino di Lupari nei confronti naturalmente dell'esercizio commerciale, ma anche nei confronti dei dipendenti che in quel momento hanno vissuto una situazione davvero drammatica, perché sono quelle situazioni che poi ti restano dentro e che ti feriscono profondamente.
In questi ultimi periodi i colpi sono avvenuti un po' in tutto il territorio dell'Alta Padovana, sono episodi davvero molto gravi per i quali bisogna prestare la massima attenzione. Senz'altro andranno in aiuto dei carabinieri di Cittadella, che sono appunto intervenuti per le indagini, anche tutte le telecamere, le immagini delle telecamere della videosorveglianza, perché all'esterno del locale ci sono due punti, due telecamere, però anche sparsi poi nei vari comuni, potrebbero davvero essere importantissime per riuscire a individuare e rintracciare i malviventi. Ma questa amministrazione da subito ha voluto puntare sulle telecamere implementandole, è un lavoro continuo che parte da anni, perché innanzitutto il dialogo con le forze dell'ordine, con i carabinieri, insomma con chi interviene è sempre costante. Dall'altra parte le telecamere sono un mezzo indispensabile per poter controllare il territorio. E mi auguro che questo lavoro sinergico, queste telecamere e anche questo lavoro continuo, perché i carabinieri della compagnia di Cittadella guidata dal maggiore Cavenaghi con il nostro comandante John Vento, che è sempre sul territorio a pattugliarlo, io ho grande fiducia che questi malviventi possano essere catturati e che possano poi scontare la giusta pena. E le indagini dei carabinieri procedono serrate. Un ladro viene sorpreso dal proprietario di casa che viene brutalmente picchiato dal malvivente. 2 arresti nel Bellunese. 2 arresti nel Bellunese, il primo il giorno 9 a Belluno, colpevole un ragazzo che stava rubando in casa di una famiglia. È un arresto per rapina impropria a carico di un soggetto italiano neomaggiorenne incensurato, che l'intervento è nato a metà pomeriggio, quando un signore bellunese, rientrando presso la propria abitazione, ha visto che la porta di casa era semiaperta e vi era appoggiato uno zaino che non ha riconosciuto come familiare. A quel punto, salendo di sopra nella camera del figlio, ha trovato uno scenario non molto rassicurante. Tutti i cassetti erano stati aperti e rovistati e vi era la presenza di un ragazzo che lui non conosceva, che alla sua vista si è allontanato. Lui ha cercato di bloccarlo mentre chiamava il numero di emergenza, ne è scaturita una colluttazione all'esito della quale il proprietario di casa ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni e la frattura di una costola. Il 19enne bellunese, incensurato, è stato tratto in arresto per rapina impropria, si era impossessato di 2 profumi di marca e denunciato per i reati di lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Alla fine dell'udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma. La sera successiva una pattuglia della polizia stradale aggregata da Napoli a Venezia in occasione dell'evento olimpico si è invece fermata per soccorrere un furgone Iveco Daily fermo in un'area di sosta. All'altezza del comune dell'Alpago, sulla A27 direzione Venezia, si sono fermati per dare ausilio a un furgone che era in panne su una piazzola di sosta. E vi erano 2 soggetti all'interno del furgone, entrambi giovani di nazionalità albanese, e in particolare alla richiesta di documenti il soggetto seduto sul posto del passeggero ha mostrato un atteggiamento abbastanza insofferente e ha cercato di occultare alla vista degli operatori un borsello che aveva addosso a sé. A quel punto gli operatori insospettiti hanno proceduto ad un controllo più approfondito, una perquisizione, e all'interno del borsello è stata rinvenuta una pistola Beretta 98F carica pronta all'uso, perché al suo interno era inserito un caricatore con ben 11 cartucce, e nello stesso borsello è stato rinvenuto anche un tirapugni in ferro di colore dorato. La pistola è risultata essere provento di un furto in abitazione del 2018 in provincia di Treviso. Il 29enne albanese, residente nella stessa provincia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di arma da sparo, nonché denunciato per ricettazione e per il reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Su disposizione del PM di turno è stato condotto presso la casa circondariale del Baldiniche e quindi sottoposto ad arresti domiciliari. Stupefatto l'altro albanese, qui non è stato contestato reato alcuno. E si allunga di giorno in giorno l'elenco dei furti nella Marca trevigiana. Venerdì sera ladri a Ponzano Veneto in una villetta sradicata, la cassaforte con degli arnesi poi abbandonati sul posto. Rubato tutto l'oro, spariti i ricordi della nostra gioventù, racconta il proprietario.
Via Morganella Est, Ponzano, una lunga strada tra villette e campi agricoli, e questo è l'obiettivo scelto dai ladri per entrare in azione venerdì sera. Chi li vedrà scappare parlerà di 3 uomini incappucciati vestiti di nero. Sono loro i responsabili di un furto nell'abitazione di una coppia di cinquantenni. Marito e moglie sono fuori quando intorno alle 19:30 lui riceve la telefonata di un vicino che gli chiede se sono in casa, visto che sente forti rumori provenire da là. Quando l'uomo risponde di essere fuori a cena, alcuni residenti escono in strada a controllare. Potrebbe essere stata proprio la loro presenza a mettere in fuga i malviventi, che nel frattempo però avevano già messo a soqquadro la casa. Usando questa scala prelevata dal garage del padre del proprietario deceduto pochi giorni fa, si sono arrampicati al primo piano, iniziando dalla zona notte. Cassetti e armadi aperti alla ricerca di oro, spariti gioielli e bigiotteria. A questo punto si spostano al piano terra e vanno direttamente in questo sgabuzzino, dove trovano la cassaforte. In mano diversi arnesi, alcuni trovati proprio in casa. Usate mazze da cantiere edile e alcuni arnesi fatti a mano. L'anello di fidanzamento della moglie, quello per i suoi 50 anni e poi tanti altri regali per le diverse ricorrenze finiti nel bottino dei ladri. Sono spariti i ricordi dal 94 che ho conosciuto mia moglie fino a ieri sera. Purtroppo la nostra gioventù è andata in fumo. I 3 scappano tra i campi e le abitazioni, di loro nessuna traccia quando sul posto arrivano i carabinieri. Nella coppia rimane un mix di sentimenti tra rabbia, tristezza e soprattutto paura. Siete riusciti a dormire stanotte? No, purtroppo no. Il pensiero è che dobbiamo adeguarci a fare altro, salvaguardarci. E poi c'è la consapevolezza di quello che sarebbe potuto accadere se marito e moglie in quel momento fossero stati in casa. Conoscendomi avrei reagito perché mi conosco e avrei fatto di tutto per salvaguardare la mia proprietà. Nei prossimi giorni, racconta l'uomo, faremo dei lavori, poi lancia quello che suona a tutti gli effetti come un avvertimento. Siamo stati segnati e speriamo che non accada più in futuro e almeno non ci troveranno impreparati stavolta, lo prometto. E restiamo nel Trevigiano con la spaccata, la Pegaso Argenti di Conegliano. I ladri hanno agito in appena 1 minuto e mezzo. Anche qui molti danni per un bottino minimo. Ho l'attività da 30 anni e mai è successo niente. Prima volta che ho avuto questa intrusione violenta con danni. Qualche episodio nell'attività di taccheggio, ma credo che capiti a tutti quanti. E invece questa volta è stato qualcosa di più. È partito l'allarme alle 4:20, mi è arrivata la telefonata e sono partito subito da casa. L'allarme avvisa anche i carabinieri. Quando sono arrivato c'era già la pattuglia dei carabinieri, siamo entrati assieme, ho staccato l'allarme, siamo entrati assieme, abbiamo controllato e poi esaminato il video. Un video che non lascia spazio ad interpretazioni. I 2 incappucciati spaccano la porta a picconate nonostante il vetro antisfondamento, entrano e prendono una collana sulla teca a destra, tutto in 1 minuto e mezzo. Le forze dell'ordine hanno poi inseguito i malviventi senza intercettarli. E poi è arrivata la conta dei danni, come di prassi, molto più ingenti del bottino raccolto. Esatto, sì, i danni sono stati notevoli perché ci sono tutti i vetri antisfondamento con dei requisiti che la questura chiede per queste attività e i costi sono notevoli. Il furto è stato contenuto. Gente sicuramente non di mestiere che ha visto la collana bagnata d'oro, si è fatto prendere e magari doveva fare il regalo amorosa, magari, no? Visto che era San Valentino. Mettiamola così perché in realtà i danni ci sono e devo solo ringraziare i fratelli Antoniazzi che in giornata mi hanno rifatto il vetro. La prende con filosofia il titolare, anche se resta l'amaro in bocca, e nonostante l'episodio si sente comunque tranquillo per le strade di Conegliano. Comunque non mi sento in pericolo, mi sento sicuro, ci sono sempre i carabinieri, polizia che gira, vigili urbani, sono in contatto sia con il comandante della questura che con i carabinieri, se c'è qualcosa sono sempre pronti.
Io sicurezza la trovo, non vivo in sicurezza, ecco. La sera non c'è nessuno, nel periodo invernale non c'è nessuno per le strade, quando chiude il negozio vado a prendere la macchina, c'è sempre pochissima gente, ma non ho mai avuto motivo di sentirmi insicuro. Zona rossa di Padova è conto alla rovescia perché il provvedimento scadrà giovedì prossimo. In attesa di un'eventuale proroga in città restano le divisioni. Era il 4 febbraio 2025 quando il tavolo presieduto dal prefetto decretò la prima zona rossa del Veneto proprio a Padova. A pochi giorni dalla scadenza del provvedimento, nel frattempo rinnovato, la città sulle zone ad alto impatto resta divisa. Tra chi le apprezza ci sono i residenti, chi accetta di parlarci preferisce non farsi riprendere, ma vive nella cosiddetta Ansa Borgomagno. È un provvedimento che secondo noi funziona perché permette una perlustrazione. Anche ieri c'erano carabinieri qui in zona che sono andate a perlustrare la zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, dove la gente trova ricovero, e che si era già detto anche in fase solo di progettazione del cavalcavia che si tenesse presente la criticità della zona, evitando un discorso di poter bivaccare sotto, mettendo magari, rete elettrosaldata, mettendo delle barriere o cosa. Si doveva già capire che è un ricettacolo di persone senza tetto. La prima cosa è poter andare a dormire sotto il cavalcavia. Poi anche qui in zona Borgomagno ci sono situazioni di case disabitate dove vediamo il cancello sforzato, la rete scavalcata, eccetera. Di segno diverso la maggioranza in comune. La zona rossa, vista come ghettizzazione, non piace al sindaco Giordani e non piace a parte della società civile. No, non la vogliamo, non l'abbiamo apprezzata perché pensiamo che ci sia la necessità di progetti veri, fatti insieme alle forze dell'ordine, insieme al prefetto, insieme al questore, che guardino alla situazione della sicurezza o alla percezione di insicurezza che c'è, che esiste e di cui siamo consapevoli, ma che guardino a una soluzione, non a un tamponamento. Siamo stati per anni dimenticati, così da residente. Noi vediamo una maggiore attenzione, forse hanno più tempo da poter dedicare dei controlli più approfonditi, anche le persone non hanno più quella percezione di abbandono. Diversa è la richiesta che arriva dall'amministrazione comunale. Se vogliamo dare una vera situazione di sicurezza, riapriamo il posto di polizia in via d'Avanzo e invece che entrare da via Pietro Liberi, che nessuno sa dov'è e comunque è una cosa che è nascosta, teniamo aperto un posto di polizia in via Jacopo d'Avanzo. Questo è fare sicurezza. Ci spostiamo a Trieste perché è morto Claudio Sterpin, l'86enne legato a Liliana Resinovic, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nel boschetto di San Giovanni. Sterpin, grande ex marciatore maratoneta, è morto all'ospedale di Catinara. E lo ripeto oggi, un'associazione a delinquere ha ammazzato Liliana. Le modalità devono essere scoperte dalla procura. Claudio Sterpin è morto nella notte di San Valentino. Ci piace pensare che non sia un caso, ma che l'86enne si sia ricongiunto con l'amata Liliana Resinovic proprio nella giornata dedicata agli innamorati. La donna, conosciuta in gioventù, a cui ha dedicato l'ultima parte della sua vita, lottando strenuamente a tutti i livelli per ottenere verità e giustizia sulla sua morte. Tornando più volte con la nostra troupe sul luogo del ritrovamento del cadavere della 63enne nel boschetto di San Giovanni, dove anno dopo anno continuava a portare un fiore. Era stato lui l'ultimo a sentirla il 14 dicembre del 2021, pochi minuti prima che sparisse per sempre. Se torchiando Sebastiano, lui sa tutto quello che è successo a Liliana. È una mia impressione, ma sono convintissimo di avere ragione. Ma io punto sul fatto che la verità non è stata neanche sfiorata. Claudio, vedovo da tempo che lascia 2 figlie, si è spento all'ospedale di Catinara dopo una lunga malattia. L'86enne però era molto di più rispetto al personaggio che abbiamo visto negli ultimi anni al centro di dibattiti e talk show. Conducente degli autobus di Trieste Trasporti per professione, bersagliere che non mancava mai alle cerimonie in piazza con la sua divisa, è stato uno sportivo di primissimo piano nel mondo della marcia, della maratona e pioniere delle gare di ultramaratona. Storico presidente per
35 anni del Marathon Trieste, società poi diventata l'odierna Trieste Atletica, ha conseguito record ad ogni livello, percorrendo 200.000 chilometri nella sua carriera da podista. E tra le sue gare simbolo, la tremenda Parigi-Colmar di 520 chilometri, marciata per ben 10 volte tra il 1980 e il 90, portata a termine in 3 occasioni, fu il primo italiano a chiudere quella massacrante competizione. Niente, era quasi un debito che io sentivo di avere nei miei confronti, siccome mi ero messo in testa di farla, e diciamo che l'ho assolto, ecco. E allora la vedete in collegamento la nostra Tiziana Bolognani insieme ad Alberto Pivetta a Cortina, e, insomma, la prima manche del Super G, perché questo di cui tutti stanno parlando è andata molto bene per i colori azzurri, per le nostre sciatrici Sofia Goggia e Federica Brignone. Si attende la seconda manche, una giornata in pieno clima olimpico. Buongiorno Tiziana, buona domenica. Sì Francesca, buona domenica a te, ai telespettatori che ci seguono da casa e che certamente tra pochissimo alle 13:30 saranno sintonizzati per sperare con le dita incrociate che il sogno si ripeta. La prima manche vede in testa Federica Brignone, al terzo posto Sofia Goggia. Dovesse finire così, sempre con le dita incrociate, sarebbe davvero una domenica da incorniciare, ma lo è questa domenica da incorniciare per Cortina, che sta registrando per davvero il tutto esaurito. Noi siamo appena a qualche metro di distanza da Casa Veneto, ma vi voglio fare vedere assieme ad Alberto Pivetta cosa non c'è in Corso Italia, nella piazza che accoglie, nella via, nel corso più sciccoso dell'arco alpino, dove oggi assieme al turismo sportivo, cioè assieme alle persone che qui sono a Cortina al seguito dell'organizzazione, ci sono anche i turisti della domenica che hanno approfittato anche della bella giornata per sciare, ma è come dire un percorso, una vera e propria caccia al selfie. Qui innanzitutto, Alberto, facciamo vedere a Francesca, perché è partito il countdown per i giochi paralimpici invernali, sotto il simbolo, lo slogan, il marchio di Milano Cortina 2026. Alle spalle di questo orologio che segna il countdown c'è il braciere olimpico, e come tutti i giorni questi sono i due luoghi che sono il simbolo, e sono il simbolo per i selfie che praticamente non mancano, e ci sono moltissimi stranieri, ma tra i turisti io incontro pure un amministratore, l'assessore alla cultura del comune di Belluno, Raffaele Addamiano, che oggi è a Cortina per motivo di turismo o perché è andato a vedere lo slalom? No, lo slalom non l'ho visto, so che in questo momento siamo primi e terzi, però sono qui per diletto, ma anche per un motivo istituzionale, ma è magnifico. Tanta gente di tutto il mondo, è uno spettacolo fantastico. Senta, vogliamo riflettere allora sulle polemiche che stanno comunque accompagnando questo periodo, questi 15 giorni che poi saranno seguiti anche dalle Paralimpiadi. Lei come sta vivendo anche questi mugugni che dicono, anche però nei confronti del comune di Belluno, che c'è stato scarso interesse rispetto all'organizzazione di cose comuni assieme a Cortina, quindi si parla di vallate assenti rispetto a ciò che invece si stava preparando per Cortina. Ma io credo che le polemiche ci possono essere, ci mancherebbe altro, ma in questo momento soprattutto devono stare a zero, nel senso che questo è un evento
mondiale, tendenzialmente irripetibile o comunque fra parecchi anni, e credo che quindi sia un'opportunità da cogliere guardando il bicchiere mezzo pieno, non il bicchiere mezzo vuoto. Le istituzioni, compreso il Comune di Belluno, hanno lavorato alacremente per dare delle risposte, per dare delle opportunità alle popolazioni. Siamo la provincia capoluogo delle Dolomiti, il 70% circa delle Dolomiti insistono nel nostro territorio, quindi dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Al termine delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, potremo fare un bilancio, valutare i pro e i contro, ma guardando semplicemente questa meravigliosa piazza credo che i pro siano nettamente superiori ai contro, e quindi Forza Italia e avanti tutta. Grazie all'assessore alla cultura del Comune di Belluno Raffaele Addamiano, che lasciamo quindi nella sua domenica turistica. Sì, anche turistica. Anche gli amministratori ogni tanto fanno qualche momento di svago, credo che sia possibile. Ecco, immagino di sì, quindi la lasciamo e noi continuiamo per raccontarvi semplicemente anche dal punto di vista della cronaca che cosa è accaduto ieri. Proprio qui dietro al campanile della chiesa c'è stato un allarme bomba per una valigetta ritrovata abbandonata. Sono arrivati gli artificieri della Polizia di Stato con le unità cinofile, hanno verificato tutto. Si trattava effettivamente di una valigetta che conteneva effetti personali che qualcuno banalmente ha dimenticato, ma dobbiamo dire appunto che anche questo episodio ha messo alla prova le forze dell'ordine, che hanno reagito in maniera molto tempestiva. Questo a significare anche l'importanza della sicurezza, della cintura di sicurezza che si è stretta attorno a Cortina, dove ricordiamo che è necessario avere un pass se qui si arriva fino alle 20 di sera. Poi in orario notturno il pass, la circolazione è libera, e quindi c'è questa possibilità comunque di entrare in orario serale liberamente. Bisogna rivolgersi ai canali ufficiali per poter ricevere i pass per le auto, ma non si volesse arrivare con l'auto qui a Cortina, anche perché insomma, ci sono gli ovvi disagi relativi alla ricerca del parcheggio. Ci sono le navette che agevolmente partono per chi arriva in provincia di Belluno in treno direttamente da Ponte nelle Alpi, e poi lungo il percorso ci sono tantissime opzioni per salire su un pullman e arrivare con facilità a Cortina. Francesca, da questo luogo davvero ricchissimo di emozioni, tenendo, come diciamo, le dita incrociate per ciò che accadrà a partire dalle 13:30, non diciamo assolutamente nulla. Con Alberto Pivetta però da qui vi salutiamo, ti restituisco la linea. Grazie davvero Tiziana, grazie ad Alberto Pivetta, e anche noi incrociamo le dita. Noi finiremo qui alle 13:30 e poi insomma continueremo a tenere le dita incrociate in attesa della seconda manche con la nostra Federica Brignone e Sofia Goggia, sperando davvero possa arrivare un'altra giornata indimenticabile, storica per lo sci azzurro. Noi voltiamo pagina e saluto il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno ad Armando Sartori, grazie per essere qui con noi e buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Allora, Presidente, trattiamo un tema molto delicato, molto attuale, che riguarda voi artigiani, ma che riguarda anche noi utenti, noi consumatori, perché spesso cosa succede? Che anche per risparmiare quel poco si cerca il prodotto magari non originale, oppure ci si rivolge ad un pseudo professionista che magari non ha tutte le carte in regola, ma che magari quel piccolo intervento riesce a farlo, ma senza le garanzie che un professionista vero e proprio può darci. Stiamo parlando di abusivismo e contraffazione. Do solamente due dati al volo. Sono 8.606 le imprese artigiane sotto pressione dell'abusivismo, il 39,5% del totale della Marca Trevigiana. A livello veneto il fenomeno interessa il 40,8% del
totale. Non parliamo più quindi di casi isolati, ma di qualcosa di consolidato purtroppo, Presidente. Sì, qualcosa di consolidato e ormai di strutturale. Pensiamo che nel periodo 2012-2014, parlando di contraffazione, sono stati sequestrati merci per 700.000 euro. Questo è un dato certo, ma la sensazione è che questo sia sostanzialmente la punta dell'iceberg. Restando nel tema della contraffazione, io vorrei far notare le problematiche che sono insite in questo tema. Allora, la contraffazione di solito è gestita da aziende / società / clan che, se non necessariamente di stampo malavitoso, sicuramente lavorano in una zona grigia della legalità, no? Questa predisposizione alla contraffazione fa pensare a questo, ma anche le cose che fin qua abbiamo visto. Attenzione che qui, oltre al prodotto magari che potrebbe essere di discutibile fattura, io tirerei fuori anche un punto molto particolare. Qui si annida anche, potrebbe annidarsi anche, non dico un modello di schiavismo, ma di manodopera, di sfruttamento della manovalanza. E guardate che dire ste robe qua nel terzo millennio in un Veneto che è stata la locomotiva del nord-est, insomma, sono cose un po' forti, fa riflettere. Quindi metterei addirittura dopo il contesto molto grave dei mancati introiti, eccetera, eccetera. Quindi attenzione alle zone grigie della gestione dei contratti di lavoro e attenzione al fatto che comunque chi fa contraffazione e chi sfrutta la manodopera di fatto fa concorrenza sleale alle imprese che hanno tutti gli strumenti e la volontà di restare in piedi con i costi che sono quelli reali e non sono anche quelli contraffatti. Abbiamo parlato di abusivismo, abbiamo parlato di contraffazione, spesso sono concetti che vengono legati a certi comparti dell'artigianato. È vero che abbiamo dei dati che parlano di una maggiore presenza di questi fenomeni nell'edilizia, per cui muratori, pittori edili, elettricisti idraulici, pensiamo, ma è un fenomeno diffuso che abbraccia un po' tutta la categoria, pensiamo poi ad esempio alla cura della persona, ai parrucchieri, agli estetisti. Sì, allora se parliamo di contraffazione, a me personalmente viene in mente il settore moda, il tessile, questo è. E siccome il dato che non abbiamo detto è che comunque su questo comparto qua purtroppo Treviso ha un primato negativo nel Veneto, quindi Treviso è la prima provincia diciamo così, per il mercato della contraffazione. Ma va da sé perché se abbiamo detto che la questione ruota attorno al settore tessile, attorno alla moda, Treviso ha una storia che è il motivo per cui abbiamo sto dato qua. Però l'altro comparto molto importante è appunto il sistema casa. È cronaca di qualche giorno fa l'idraulico, truffatore, eccetera, eccetera. Quindi il sistema causa, elettricisti, idraulici, muratori, eccetera. E devo dire è una cosa che esula dall'artigianato, però anche nell'agricoltura abbiamo assistito, prima io ho citato la manovalanza, diciamo così, un certo sfruttamento, e non stiamo più parlando di un'agricoltura povera, stiamo parlando di un'agricoltura ricca, quindi ben vengano i controlli, ben venga il rispetto delle regole e soprattutto della persona. Io prima ho esordito parlando di un fenomeno che riguarda l'artigiano, il lavoratore, ma che riguarda anche il consumatore, perché si rischia poi di andare incontro a spiacevoli conseguenze, il caso estremo dell'idraulico truffatore, però insomma anche il consumatore si deve tutelare, deve fare attenzione, deve essere il primo
a scegliere a chi rivolgersi. Non è così semplice però, anche perché i nuovi canali che ti portano a contattare queste figure, una volta si prendeva l'elenco telefonico e si chiamava, adesso si aprono i social e si vede l'annuncio e si contatta. Sì, allora qui facciamo un distinguo. Il truffatore, vabbè, quello ti truffa e ti ruba 100 euro, non è piacevole però, certo. Voglio dire, al limite. Però c'è un tema che riguarda ad esempio i servizi alla persona, e l'esempio classico è estetista, parrucchiere, sì, che ne so, dove noi dobbiamo capire che lì il lavoro nero è diffuso. Il dato che posso darvi è che su 100 imprese regolari ce ne sono almeno 23 che non sono regolari naturalmente e quindi non le possiamo chiamare imprese, ma ce ne sono 23 che lavorano a casa in nero. Quindi stiamo parlando di un dato oltre il 20%, ok. Scusi, in tutti i settori? Cioè, parlando di artigianato in generale? No, nell'ambito chiamiamola della cura alla persona. Della persona, quindi estetiste, ricostruzioni unghie, parrucchieri, eccetera, eccetera. Ma addirittura stiamo assistendo anche alla sfacciataggine di talune persone, quindi come per dire che la cosa sta prendendo una piega come fosse una cosa normale, che ci sono soggetti che lavorano in nero a casa senza nessuna come dire, licenza, eccetera, e addirittura fanno la pubblicità su Facebook o su Instagram, cioè è un assurdo, probabilmente non si rendono neanche conto di quello che stanno facendo. Ma parlando di sicurezza, la differenza in questo caso rispetto alla truffa dell'idraulico è che questi mettono le mani addosso alle persone, quindi stiamo parlando poi di prodotti, stiamo parlando di salute, perché uno va a farsi bello, però preferirebbe prima essere sano, e lì di fatto queste figure non possono garantire, ma neanche nell'eventualità qualcosa non succedesse, non possono garantire nemmeno un decente risarcimento dopo il danno. Diciamo che questo è un aspetto, però anche uno che viene a mettere le mani, penso sulla caldaia, senza avere le giuste competenze, perché finché viene ad aggiustarti un elettrodomestico e finisce lì, certo che ci sono poi degli interventi degli artigiani che richiedono una competenza, una preparazione, perché anche su questo insomma non si può scherzare, non si può sottovalutare la preparazione e la professionalità del tecnico. Allora, gli artigiani oggi, le imprese, soggiacciono a una serie di percorsi formativi che il cittadino, l'utente, il consumatore non ne ha la più pallida idea. Quindi lei ha citato il tema della caldaia. Beh, ma una caldaia che funziona male fa saltare una casa? Cioè, non è che... Esatto. Sì, voglio dire, sono cose che abbiamo già viste. Se ci sono delle normative che prevedono che le caldaie o certi elettrodomestici o certi impianti devono essere controllati, non è un eccesso di zelo, è un percorso che adesso noi non ci rendiamo neanche conto quanta tecnologia abbiamo in casa, però dobbiamo renderci conto che questa tecnologia ha un costo anche sotto l'aspetto della manutenzione e del controllo, che sostanzialmente è uguale a sicurezza. Quanto influisce questa concorrenza sleale, cerco di sintetizzarlo con questo termine, per la vostra attività, per chi è un professionista a 360 gradi? Ma allora, in termini numerici magari potrei dire qualcosa di errato, però di fatto le imprese si confrontano quotidianamente con qualcuno che vende o un prodotto o un servizio a minor costo. E questo di fatto mette l'impresa sotto la spada di Damocle di dover continuamente dimostrare che non sta fregando nessuno, ma che il prezzo che attua fa parte di un costo generale e quindi questa concorrenza sleale di fatto disturba molto. Poi è chiaro che questi non rilasciano fattura,
versano l'IVA, cioè voglio dire c'è poi un danno erariale che poi alla fine paghiamo tutti. Allora io posso capire che ti venga l'amico e il cugino a dirti ti do io un'occhiata alla fiamma pilota della caldaia, però tutto finisce là, insomma, ecco, questo deve essere il messaggio. E allora, Presidente, chiudiamo questa nostra conversazione con quello che andrebbe fatto. Che appello fate a chi di dovere per cercare di, se non mettere fine, ma arginare questo fenomeno che sta prendendo sempre più piede? Io lo sto dicendo da tempo, ci vogliono maggiori controlli e mi rendo conto che probabilmente magari non ci sono le risorse anche proprio umane per farlo. Però non per dare una croce ancora più grossa addosso ai sindaci, la raccomandazione che faccio alle amministrazioni comunali è attenzione che i primi controllori del territorio e delle imprese che insistono nel territorio siete voi. Ripeto, la mia non è una denuncia di mancanza da parte delle amministrazioni, ma è una raccomandazione. Prima ho fatto l'esempio dell'estetista che pubblicizza le unghie o che ne so su Facebook, e la vediamo tutti, quindi se lo pubblicizza sappiamo dov'è, eccetera, quindi qualcuno deve andarlo a trovare. Lo stesso vale per il controllo delle zone industriali, laddove si vedono luci di notte e non ci sono, non ci sono... C'è qualcosa di strano. C'è qualcosa di strano, ecco. Quindi dico, cominciare da lì, e poi anche il cittadino deve tenere, insomma, alte le antenne. Diciamo che gli strumenti ci sono, perché gli stessi strumenti che usano chi truffa, e quindi le modalità via internet sostanzialmente, anche il controllo di questa area potrebbe aiutare proprio per evitare che ci sia un controllo fisico. Quindi se c'è l'idraulico o l'estetista che si pubblicizza in internet, credo sia anche facile intercettarla e vedere se questa impresa è un'impresa vera oppure no. Noi lo facciamo, noi come rappresentanza di categoria, però viva Dio non è il nostro mestiere sostanzialmente, più di dire guardate che qui c'è qualcosa che non va, e poi insomma chi di dovere deve intervenire. Qualcosina dovrebbe svegliarsi anche il consumatore sostanzialmente. Esatto, una responsabilità. Una responsabilità. Presidente, grazie davvero, grazie ad Armando Sartori, Presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, e buona domenica Presidente. Noi ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Buona domenica. Rieccoci in diretta. Il cold case di Nadia Chiarello, 47 anni dopo, resta un mistero, ma la famiglia attraverso il suo avvocato attacca decisa. I due periti, quello incaricato dal pubblico ministero e quello incaricato dalla parte offesa, si stanno dando battaglia appunto a suon di perizie. L'avvocata Chiara Parolin, per conto della famiglia, evidenzia come la morte di Nadia Chiarello, 47 anni dopo, continui a dividere. Era l'11 gennaio 1979 quando la giovane impiegata di Nogarole venne trovata senza vita lungo la strada provinciale Valchiampo, vicino al luogo in cui lavorava, a Chiampo. Era stata investita da un'auto pirata, come sostenne all'epoca la Procura di Vicenza, che archiviò il fascicolo, oppure era stata aggredita e uccisa da qualcuno, come ripete inascoltata la famiglia. Che cosa non torna nella ricostruzione ufficiale? Il modo in cui il cadavere è stato ritrovato, perché è stato ritrovato adagiato sul manto stradale, e quindi questo non è compatibile con un investimento, non era assolutamente scomposto. Il ritrovamento avvenne a giorni dalla scomparsa.
e soprattutto in un luogo che era stato ispezionato sia dalle forze dell'ordine all'epoca sia da tutte le persone, familiari compresi, che avevano eseguito le ricerche nell'immediato. Se l'investimento fosse avvenuto vicino al luogo di lavoro, sarebbe stato difficile non vedere il corpo. Sarebbe stato difficile non vederlo, non solo appunto per il luogo in cui è stato ritrovato, ma anche per l'orario in cui è avvenuto, perché è avvenuto all'orario di chiusura delle fabbriche, quando Nadia era uscita, quando c'erano molti operai che finivano il turno di lavoro. L'ipotesi della famiglia, aggiunge l'avvocato Parolin, è che Chiarello sia stata oggetto di aggressione in un altro luogo, poi portata lì, tanto che, aggiungo, sotto la testa gli era stato riposta un maglione. Insomma, 47 anni dopo, il mistero della morte di Nadia non è ancora svelato. Nell'istituto comprensivo Sottomarina Nord non si è cantata alcuna canzone fascista. È quanto ha appurato il Ministero dell'Istruzione, si legge nella nota arrivata nel pomeriggio di ieri, dopo attenta verifica con la dirigente dell'istituto scolastico. E allora sentiamo che cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio il dirigente scolastico qualche ora prima. A me interessa la scuola, a me interessa che i ragazzi siano tranquilli, non siano attaccati e siano fuori da queste contese, d'accordo? La responsabilità di quello che è accaduto è mia. Oggi stesso mando al Ministero le relazioni, il Ministero sulla base dei dati, ma io scrivo solo dati di fatto, non scrivo opinioni. Io scrivo dati di fatto sulla relazione, quello che effettivamente è successo, va bene, e sul contesto nel quale questo è avvenuto, scriverò i dati di fatto. Il Ministero poi farà le sue valutazioni. Si assume ogni responsabilità il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord dopo che il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di acquisire gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, si legge in una nota, e accertare le responsabilità del gesto di propaganda neofascista. Questo all'indomani del caso avvenuto lo scorso 10 febbraio nella scuola in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, quando gli studenti hanno interpretato un brano della Compagnia dell'Anello, gruppo legato all'estrema destra neofascista. All'esito degli approfondimenti, conclude la nota del Ministero, saranno adottati provvedimenti ritenuti necessari e opportuni per sanzionare comportamenti incompatibili con la nostra Costituzione. Il dirigente però spiega ancora. Questa canzone è stata interpretata più di una volta, non è la prima volta, è stata interpretata e cantata dai ragazzi all'interno della cerimonia del comune della giornata del ricordo. L'ho letta e riletta dopo il testo, non c'è nulla di cui si viene accusati, va bene. C'è un'origine, dicono che una band di tipo neofascista, pare che l'autore non sia neanche neofascista, sia di destra semplicemente, però io su queste cose non voglio entrare, va bene, perché sono approfondimenti che ho fatto dopo i fatti, va bene. Fino ai fatti io so che noi abbiamo fatto sta canzone, è stata fatta anche l'anno scorso, va bene, tale quale, anche l'anno scorso, e non è successo nulla. Zennaro evidenzia. La canzone non ha nulla di neofascista, tant'è che non ricordo più se un anno fa o 2 anni fa, nel concorso promosso dalla Regione per le scuole sul tema della giornata del ricordo, della memoria degli esuli dell'Istria e della Dalmazia, va bene, ha usato nel titolo, la Regione Veneto ha usato nel titolo del concorso un verso della canzone, emerge con chiarezza il ricordo di quelle terre, va bene. Forse un po' troppo accentuato nell'opposizione italiana, Dubrovnik, Ragusa, ecco, forse in quel passaggio, negli altri è un po' siamo a mezza strada, va bene, non offende nessuno. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le valutazioni del Ministero. Nell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord, si legge nella nota, il 10 febbraio non si è cantata alcuna canzone fascista. L'ha appurato dopo attenta verifica con la dirigenza dell'Istituto Scolastico e contrariamente a quanto affermato da esponenti politici e organi di stampa, si legge ancora. La canzone è stata scelta nell'esclusivo intendimento di commemorare il Giorno del Ricordo, aggiunge il Ministero, che con l'occasione ribadisce l'importanza di celebrare in tutte le scuole il 10 febbraio, il dramma vissuto dagli esuli giuliano-dalmati, perché la loro tragedia diventi memoria collettiva.
E adesso apriamo una finestra sul carnevale, ultimi giorni di sfilate, di feste ed eventi per questo carnevale 2026. E allora andiamo subito in Piazza dei Signori a Treviso. Buongiorno a Nicola Arrigoni, presidente del Carnevale di Mar. Buongiorno. Buongiorno e grazie intanto per il collegamento. E allora giocolieri, vediamo anche insomma le maschere dietro, è un gran finale, soprattutto lo diciamo Arrigoni, baciato dal sole finalmente. Finalmente oggi domenica baciata dal sole per questo inizio di Carnevale trevigiano. Già il centro storico è stato invaso fin da oggi da maschere, trampolieri, giocolieri. Insomma, un grande sole, una grande prova in attesa della grande giornata di martedì prossimo. Esatto, adesso parleremo anche della giornata di martedì con la sfilata di Treviso che seguirà Antena 3 in diretta. Arrigoni, purtroppo il maltempo ha fatto un piccolo sgambetto costringendovi a annullare gli eventi che erano in programma nella giornata di ieri, sabato. Abbiamo un problema sul collegamento da Piazza dei Signori con Nicola Arrigoni, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Sentiamo, ma è frizzato. Allora facciamo così, chiedo alla regia, a Alessandro Granziera, a Italo Morao, andiamo in pubblicità, anticipiamo la pubblicità e vediamo di ripristinare il collegamento con Arrigoni. A tra poco. Siamo tornati in diretta, rivediamo nell'inquadratura Piazza dei Signori, giocolieri, trampolieri e rivediamo Nicola Arrigoni. Mi sente Nicola? Eccoci. Perfetto, allora riprendiamo dal maltempo che vi ha costretti a annullare gli eventi di sabato. Sì, certo, ieri ahimè il maltempo ci ha rovinato la festa, però oggi l'abbiamo triplicata qui in centro storico, dunque anche oggi dalle 14:30, 15 il centro storico sarà assolutamente invaso di maschere, giochi e trampolieri per i più piccoli. Ecco, le manifestazioni che erano in programma ieri, alcune riuscirete a recuperarle nei prossimi giorni? No, allora da oggi fino a questa sera il centro sarà assolutamente pieno di giochi, trampolieri e grande festa per i bimbi. Domani poi qualcosina al pomeriggio probabilmente. Che bilancio possiamo fare di questo Carnevale 2026, anche se poi il clou, lo abbiamo detto, sarà martedì grasso? Allora, sicuramente è un bilancio positivo, ovviamente, soprattutto qui in centro storico la grande attesa è assolutamente per martedì. Allora, lo ricordiamo, martedì diamo qualche orario di riferimento e poi ricordiamo naturalmente la diretta su Antena 3 per chi non potrà essere presente lungo il percorso dei carri. Quanti carri ci saranno intanto, Nicola? Allora, i carri martedì saranno 21, come l'anno scorso il grande circuito partirà alle ore 14 da Piazza Duomo, poi come sempre il grande palco sulle mura e la grande premiazione alle ore 17:30 che decreterà il vincitore di questa edizione. E allora l'appuntamento è alle 14 per chi riuscirà ad essere lungo il percorso, altrimenti l'appuntamento è proprio dalle 14 su Antena 3 per la diretta del gran finale del Carnevale trevigiano. Grazie davvero a Nicola Arrigoni, presidente del Carnevale di Marche, buon lavoro e buona festa. A voi ancora grazie per la partnership e a martedì. Grazie mille. davvero. E grazie davvero, con queste bellissime immagini. Tra l'altro da dire che il meteo per martedì prevede una bellissima giornata di sole, dunque sarà un finale tra i migliori per questo Carnevale 2026 nella Marca trevigiana. Noi cambiamo naturalmente argomento e si concluderà oggi in Cattedrale a Treviso con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Michele Tomasi, la 3 giorni della pastorale giovanile intitolata Mi illumino d'impegno. Oltre 150 tra ragazze e ragazzi che hanno lasciato da parte la virtualità digitale per la concretezza del confronto diretto e del servizio agli altri.
Giovani a pranzo al villaggio sociale della Cooperativa Solidarietà di Treviso. È solo un momento di Mi illumino d'impegno, una 3 giorni organizzata per oltre 150 adolescenti dalla pastorale giovanile della diocesi di Treviso. È un percorso, potremmo dire così, che sfrutta tutte le dimensioni della persona, dalla sua formazione, ieri con dei laboratori sul linguaggio, oggi con le mani in pasta, in tante strutture dove sono ospitate persone con fragilità, case di riposo, CEIS, strutture per la disabilità, ecco. E domani invece con il Vescovo un incontro di preghiera, quindi davvero è un ensemble di tante cose. Temi importanti e attualissimi quelli affrontati a partire dal bullismo e dalla violenza giovanile. I 3 linguaggi che abbiamo utilizzato, sì, linguaggio delle emozioni, linguaggio del corpo e comunicazione non ostile, in effetti cercano di veicolare quell'aggressività che per certi punti di vista è normale in un adolescente. Quando il giovane il ragazzo non trova un modo per poterla dire, non si sente ascoltato, non riesce a manifestarla in modo positivo, questo può prendere strade allora sì, negative. Ecco allora l'altra strada, fatta di impegno e riflessione, di contatto diretto con altre realtà. Matteo, cosa ti porterai a casa dopo questi 3 giorni? Mi porterò a casa la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono e anche di aver fatto nuove esperienze e portare un aiuto alla comunità. Una visione del mondo diversa da quello che noi consideriamo la normalità, quindi come anche magari l'esperienza di volontariato dell'anno scorso che abbiamo fatto la scorsa estate potrebbe rimanerci dentro per i prossimi anni. Un'esperienza di realtà e non di virtualità. Ma tu usi il telefonino? Sì, di solito sì. Secondo te questa è realtà e l'altra virtualità? Qual è delle due dove si sta meglio? Secondo me è quello fisico, perché comunque è virtuale, anche se parli con una persona non puoi capire bene cosa esprime, se è per messaggio, e invece anche guardando come si muove, come ti parla proprio, si può capire anche quello che sta provando. Quasi una rivoluzione per generazioni piegate all'artificialità del telefonino. Un mondo che altrimenti per loro è solo virtuale. Un mondo che è virtuale, direi così, in un certo senso anche un po' ghettizzato, e questo apparire dei social, no? Dove è ammesso solo ciò che è performante, solo ciò che è di successo, solo ciò che è bello, solo ciò che è perfetto. Ecco, devo toccare con mano che la fragilità fa parte dell'umanità, non solo degli altri, ma della nostra. Un'esperienza di consapevolezza dei ragazzi che diventa anche giudizio su alcune scelte degli adulti, come per le zone rosse antimaranza. Secondo te le zone rosse sono una risposta? Secondo me istigano solo di più alla violenza nel centro storico e la soluzione è capire realmente i giovani, le loro difficoltà, quindi l'obiettivo è creare una nuova comunità di giovani e un ascolto da parte degli adulti di noi. Abbiamo prima visto con Tiziana Bolognani la giornata a Cortina, la giornata olimpica di Cortina, in attesa della seconda manche con Sofia Goggia e Federica Brignone, e arriva intanto un aggiornamento dall'ospedale Cafoncello, dove è ricoverata da domenica scorsa la sciatrice americana Lindsey Vonn. Lei stessa in un post a dire l'operazione, si tratta del 4º intervento a cui la sciatrice statunitense è stata sottoposta, è andata bene oggi. Chiaramente il post fa riferimento alla giornata di ieri. Per fortuna, scrive, potrò finalmente tornare negli Stati Uniti. Una volta tornata vi darò ulteriori aggiornamenti e info sul mio infortunio. Ho letto un sacco di messaggi e commenti dicendo che quello che mi è successo vi rende tristi. Per favore non siate tristi. Quando ripenso al mio schianto non sono rimasta al cancello di partenza ignara delle potenziali conseguenze, sapevo cosa stavo facendo, ho scelto di correre un rischio. Solo perché ero pronta non mi ha garantito nulla è garantito nella vita, questa è la scommessa di inseguire i propri sogni, potresti cadere ma se non ci provi non lo saprai mai, quindi per favore non sentirvi tristi, la corsa è valsa la pena di cadere, quando chiudo gli occhi di notte non ho rimpianti e rimane l'amore che provo per lo sci, non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare ancora una volta sulla cima della montagna, e lo farò. Un lungo post al quale era affiancato un video proprio della stessa Vonn sugli sci su una pista durante un allenamento. E chiaramente in bocca al lupo a Lindsey Vonn, che nelle prossime ore, ma non c'è una certezza vera e propria, alcuni rumors dicono che nelle prossime ore potrebbe essere dimessa per rientrare appunto negli Stati Uniti. Non pochi bellunesi, non solo bellunesi, si sono stupiti nel vedere che gli atleti che si infortunano a Cortina
mattina vengono operati a Treviso, come nel caso di Lindsey Vonn, e non nell'ospedale di Belluno. Vi spieghiamo il perché nel servizio. L'ospedale San Martino di Belluno è ospedale olimpico, però quando ci fu il drammatico incidente di Lindsey Vonn, la fuoriclasse statunitense venne trasferita a Treviso, dove è stata operata 3 volte alla gamba fratturata. Poi c'è stato il caso ancora più grave dell'ettone Renas Grantis, ribaltatosi con il bob e salvato dalla paralisi grazie a un intervento avvenuto nuovamente a Treviso. Leggenda metropolitana vuole che Vonn, a causa del crociato rotto, avesse al seguito ortopedici di sua fiducia, mentre nel caso di Grantis ha pesato l'eccellenza della neurochirurgia trevigiana. A fare chiarezza è comunque il direttore dell'US Dolomiti, spiegando che dipende dall'entità dell'infortunio subito dall'atleta e che a decidere l'ospedale di destinazione è la cabina di regia olimpica che si trova a Milano. In casi di traumi maggiori e di politraumi, sì. Per quanto riguarda il resto, invece, la struttura ha avuto a che fare con tanti pazienti in questa prima settimana olimpica? No, allora noi dobbiamo distinguere quello che è appunto il percorso olimpico, quindi quello che riguarda gli atleti e la famiglia olimpica. Abbiamo avuto degli accessi che monitoriamo chiaramente ogni mattina, sia per quanto riguarda l'attività del villaggio olimpico, quindi nel nostro ambulatorio internistico odontoiatrico, e con la farmacia anche. Abbiamo avuto qualche accesso per quanto riguarda il policlinico olimpico, sia per quanto riguarda il poliambulatorio e il pronto soccorso, e per quanto riguarda l'ospedale di Belluno ancora non è stato interessato. Anche oggi, come per tutta la settimana che si sta concludendo, e per la 23esima volta dall'inizio dell'anno, le barriere del Mose si sono alzate per proteggere Venezia e la laguna dall'acqua alta, che alla bocca di porto del Lido ha fatto registrare 126 centimetri, mentre in città ha raggiunto i 92 centimetri. Questa mattina le dighe mobili sono state azionate alle 6:45 in tutte le 3 bocche di porto. Il susseguirsi di eventi di marea è eccezionale per il periodo ed è stato generato dal sommarsi alla marea astronomica della oscillazione dell'Adriatico, alla cosiddetta SES, attivata dalla perturbazione di ieri. E siamo giunti all'appuntamento con le interviste che chiudono la prima edizione dei telegiornali della domenica. Percorsi di vita e di fede, quest'oggi racconta l'esperienza di Gianluigi Bettiol, da oltre 20 anni direttore dell'Istituto Turazza di Treviso. Un'esperienza nel solco di Don Quirico Turazza, i padri giuseppini del Murialdo, che anche nelle zone più povere di Treviso andavano a reclutare i ragazzi e le ragazze delle famiglie appunto più povere per dare loro un'istruzione e formarli ad un lavoro nel segno della carità cristiana. Allora io vi lascio a questa intervista di Lucio Zanato e poi ci sarà come sempre la sigla, le previsioni del tempo e poi l'appuntamento da non perdere con la nostra sitcom e poi a seguire il film su Anna Frank. È davvero tutto, naturalmente ora la lunga intervista da non perdere di Lucio Zanato. Grazie ad Alessandro Granzera e Italo Morao in regia. Vi lascio a questo racconto di fede e di vita. Un nuovo appuntamento con percorsi di vita e di fede in questa domenica, con noi Gianluigi Bettiol, direttore del Turazza qui a Treviso, conosciuto Engim Turazza. Intanto perché Engim? Perché Engim significa Internazionale Giuseppini del Murialdo, che storicamente qui a Treviso hanno in gestione la sede Turazza, che ormai da 10 anni si è trasferita in zona Fiera. Prima era conosciuta, soprattutto posizionata vicino alla chiesa di San Nicolò. Okay. Quindi... Però chi sono i Giuseppini? Sono un ordine sacerdotale torinese, nascono nel periodo di Don Bosco, quindi il Murialdo e Don Bosco si sono incontrati a Torino in un periodo caldo torinese, li hanno coinvolto, che è un po' quello che è il DNA anche attuale che stiamo cercando di portare avanti, quei ragazzi in strada, dandogli un mestiere per poter in qualche modo affermarsi nella vita. Quindi il Turazza è una scuola professionale? È una scuola professionale. Ecco, che professionalità? Allora, è una delle scuole più grosse, più a livello numerico, perché lì ci sono 800 allievi, prima formazione, abbiamo 8 tipologie di qualifiche, andiamo dalla qualifiche più storiche, meccanico industriale, l'elettrico, il termoidraulico,
meccanico auto, e dopo passiamo alle qualifiche cosiddette creative, noi le definiamo, che sono la grafica, la moda, la conciatura e la vendita. Quindi tutte manualità di fatto? Sono manualità e in qualche modo è una tipologia di scuola che ha formato quelle che è l'imprenditore, il cosiddetto imprenditore del nord-est, insomma tutti quegli artigiani che in qualche modo hanno dato una caratteristica a questo territorio, non solo qui ma nel mondo, perché sappiamo che insomma i nostri artigiani o comunque le nostre imprese in questo momento insomma sono ben viste anche oltre il confine trevigiano sicuramente. Però torniamo a Gianluigi Bettiol, la scelta di vita, diventare direttore di un ente di formazione, tra l'altro appunto cattolico cristiano. Allora, mi presento, io ho 52 anni, sposato felicemente con Ilenia da 23 anni, ho 4 figli, quindi Samuele, Angelica, Alice e Alessandro. Gli ultimi 2 sono gemelli, per questo siamo passati dai 2 ai 4. Okay. La scelta viene perché fondamentalmente nasce da tutta una serie di occasioni e di testimonianze che in qualche modo ho incontrato nella mia vita. Io all'Engi Miturazza sono circa 23 anni, 24 che sono lì. Sono nato, lo conoscevo già perché avevo uno zio Giuseppino che è venuto a mancare qualche anno fa, però fondamentalmente la prima esperienza concreta con l'Engi Miturazza l'ho avuto proprio nell'anno di servizio civile che ho fatto come obiettore Caritas, quindi lì ho avuto l'occasione di incrociare questo tipo di realtà e incrociare tutto quello che è l'aspetto anche fondamentalmente di questi ragazzi e dei bisogni. Da lì poi è cominciata l'esperienza in quest'anno di obiettore, per poi successivamente cominciare un'esperienza prima a piccoli passi. Io sono uno psicologo clinico, quindi c'era il bisogno appunto all'Engi mi avevano sempre puntato anche sull'ascolto, sulla relazione dei ragazzi, la centralità del ragazzo, quindi non solo una formazione tecnica ma anche una formazione della persona, e da lì ho cominciato questa mia esperienza e fino a 4 anni fa che mi hanno proposto di diventare responsabile di sede, direttore insomma di questa struttura. Questo era il percorso di vita e il percorso di fede? Percorso di fede, io nasco in una famiglia tradizionale trevigiana, cattolica praticante, appunto avevo anche uno zio prete, quindi questo sicuramente ho sempre frequentato quelli che sono gli ambienti parrocchiali, dai gruppi all'azione cattolica, ai cosiddetti campi scuola, ho fatto servizio in chiesa, quindi questo sicuramente mi è stato di aiuto nel portare, coltivato nel tempo. Okay, quindi non lasciando mai spazio a chiusure rispetto a questo tipo di realtà e questo mi ha permesso in qualche modo di incontrare, secondo me questa è stata la fortuna o comunque l'occasione di incontrare belle testimonianze di preti uomini, metto il concetto insieme, cioè delle belle testimonianze, il parroco di turno e il cappellano di turno che nell'esperienza, soprattutto nella fase adolescenziale che è quella un po' dove decidi dove vuoi stare, mi hanno dato un bello stimolo dal punto di vista della fede. Devo dire che l'idea di San Giovanni Bosco piuttosto che il Murialdo, cioè quella di andare per strada e cercare di dare una via, è una vera e propria missione che si abbina molto, molto bene insomma, alle indicazioni del Vangelo. Sì, sicuramente sì e soprattutto penso che questa strada, e su questo devo ammettere che i Giuseppini hanno anche ancora anni fa, in tempi non sospetti, hanno visto, soprattutto nel coinvolgimento dei laici, che i laici in qualche modo hanno investito molto su questo, legato probabilmente anche a un numero sempre più ristretto di Giuseppini, ma nello stesso tempo anche perché il laico in collaborazione con il prete o comunque con l'ambito ecclesiale potevano in qualche modo raggiungere quegli spazi che molte volte, o quelle persone che molte volte non venivano in qualche modo intercettate dalla Chiesa stessa. E sicuramente il Murialdo all'epoca, insieme al Don Bosco, hanno dato sicuramente un grande stimolo da questo punto di vista. Noi abbiamo il concetto della centralità del ragazzo, cioè al di là di quelli che possono essere muri o quant'altro, altari, andare in strada, incontrarlo lì e lì comprendere l'unicità di ogni singola persona, che in qualche modo poi cerchiamo nel nostro piccolo, chiaramente anche all'Engi abbiamo
una sessantina di dipendenti, chiaramente con tutte le difficoltà che ci possono essere nell'organizzazione di una struttura, di una scuola in questo momento qua, che è un'agenzia educativa che definirei un front office, un pronto soccorso. Siamo noi i primi a intercettare quelli che sono i bisogni, e proprio nell'intercettare quelli che sono i bisogni mi viene da dire che siamo anche quelli che in qualche modo devono stimolare una rete relazionale con le altre agenzie, una rete in cui ci sia in qualche modo una sinergia dove ognuno mette un pezzetto che possa permettere che questi ragazzi siano veramente al centro. Ecco, una domanda che mi viene, no? Voi avete formato una sorta di generazione, la famosa generazione del nord-est, quelli insomma che dicevamo prima, però anche la generazione degli skei. E allora come dare spiritualità a gente invece molto materiale? Bella domanda questa, cioè nel senso che, allora, chiaro che poi io penso che ognuno di noi si porta il proprio bagaglio. Allora è chiaro che la scuola fa una parte, le esperienze, gli incontri, le testimonianze che ognuno di noi poi, come dicevo anch'io, io ringrazio fondamentalmente del percorso che ho fatto, prima di tutto la mia famiglia d'origine, ringrazio attualmente la mia famiglia, mia moglie, i miei figli per la testimonianza che mi danno, chi ho incontrato, e lo stesso penso che anche adesso noi abbiamo contatti con la maggior parte delle aziende del territorio, avendo 800 allievi da coinvolgere in quelli che sono le cosiddette alternanze, quindi anche lì vedi proprio la sensibilità e vedi anche quelli che hanno fatto un certo percorso di fede, quindi non è che il nord-est sia solo soldi e produzione, ecco, questo volevo sottolineare, ma c'è proprio una sensibilità, perché possiamo avere il ragazzino che ha una difficoltà, che non ha una famiglia, che ha un bisogno, che ha in qualche modo, e proprio anche in quel caso là vedi l'imprenditore che se lo prende sotto braccio e se lo porta, insomma, quindi da questo punto di vista non mi viene da sottolineare questo detto nord-est, skei e guadagno eccetera, okay? Nel senso che per carità, come in ogni territorio ci può essere chi effettivamente ha questo come ottica, ma ci sono anche tantissimi imprenditori, tantissimi artigiani che in qualche modo proprio in questi ragazzini che possono avere delle fragilità sono i primi a mettersi in gioco, insomma ad accoglierlo. Noi facciamo dei progetti personalizzati dove ci sono ragazzi che magari hanno la difficoltà nel stare nella classica aula a fare la lezione, e l'imprenditore se lo prende sotto braccio e cerca insieme con noi come scuola di fare dei progetti personalizzati, quindi da questo punto di vista ecco che torno al concetto di prima, creiamo rete e intorno c'è un territorio che può essere veramente ricco di proposte e di occasioni di crescita comune, perché poi anche noi fondamentalmente cresciamo rispetto a questo tipo di esperienze. No, però mi fa pensare a questi imprenditori che diventano quasi dei buoni samaritani per certi versi. Sì, a volte sì, cioè mi stupiscono, io ho delle storie che a volte sembra paradossale, ma quasi sostituiscono la cosiddetta famiglia tradizionale. Purtroppo anche adesso le generazioni che abbiamo ci possono essere su carta, gli adulti, ecco questo è il grosso dramma secondo me in questo momento che mi preoccupa molto di più, cioè mi preoccupa anche come scuola, come agenzia educativa dove devi confrontarti con altri adulti, in questo caso famiglia non c'è. E allora lì sei con altri adulti che non c'entrano fondamentalmente, uno direbbe, che può essere l'imprenditore, l'insegnante, la scuola, eccetera, però effettivamente molte volte trovi degli imprenditori che si fanno di buoni samaritani, perché vai lì, chiedi in qualche modo, questo ragazzo ha questo bisogno, non ha nessuno, non ha delle difficoltà e loro sanno farlo, insomma, da questo punto di vista. Ecco, e poi appunto come dare l'offerta del Vangelo a ragazzi, fra virgolette, di strada? Allora, è chiaro, se io guardo la realtà Engim, noi abbiamo 34 tipologie di etnie, il mondo, lì dentro, il mondo, cioè nel senso che abbiamo una rappresentanza di tutto il mondo fondamentalmente, quindi anche dal punto di vista religioso obiettivamente, però posso dire questo, cioè dentro un micro sistema come può essere una scuola con 33 tipologie, io non ho mai avuto la difficoltà di gestione di conflittualità rispetto alla religione, c'è un rispetto, noi siamo scuola cattolica, quindi abbiamo i nostri momenti, li condividiamo in maniera libera, chi vuole. Non mi è mai mancato, cioè non c'è stato mai un genitore o un ragazzo che si sia opposto o che abbia in qualche modo creato difficoltà all'interno. Okay, quindi dal punto di vista dei ragazzi loro vanno oltre questo concetto di religione o quant'altro, il loro è l'incontro, il loro è l'ascoltare non sentire, attenzione, perché noi confondiamo molte volte come adulti, noi sentiamo,
giudichiamo, ma non ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto, questa è la nostra grossa difficoltà. E in realtà queste generazioni hanno bisogno di molto ascolto, quindi anche qui nascono tutte delle progettualità dove creiamo delle occasioni nel fare il territorio ascoltare questi ragazzi, non etichettarli già a 13 anni, a volte ci arrivano già dalle scuole medie che sono già, sai, questo qui è un disastro, poi c'è la sorpresa magari che se lo ritrovano imprenditore che va in casa a sistemargli la caldaia, ma tu eri quel ragazzino? Sì, ecco lì il pregiudizio, questo è da evitare e questo secondo me deve essere uno spirito anche attuale del cristiano, cioè quello di non andare in un pregiudizio, in un ascolto. Io lo ripeto, l'ascolto io l'ho avuto in delle belle testimonianze quando ero nel passato e penso ancora adesso che questo può essere l'elemento anche per questi ragazzi qua, perché se noi adulti ci fermiamo, sappiamo fermarci, non solo sentire, ma sappiamo porci in un atteggiamento di ascolto empatico, i ragazzi ci stanno. Lo sperimentiamo quotidianamente nella vita scolastica, ma non solo scolastica, che può essere anche la vita in strada, che può essere la vita quotidiana che ognuno di noi ha. Ecco, ma quindi è come dire il buon seminatore che trova terra fertile, quindi... Sì, allora è chiaro, c'è il buon seminatore trova terra fertile e c'è però bisogno di un tempo anche, cioè noi siamo in una società dove tutto è subito, quindi si vorrebbe modificare, lo vedo molte volte anche in collegi docenti, in consigli di classe dove c'è il bisogno, ma non funziona, basta. No, dobbiamo dargli del tempo, dobbiamo creargli delle occasioni, dobbiamo cercare in qualche modo di trovare quel positivo che c'è, ecco qua il messaggio anche del Murialdo, il positivo che c'è in quel ragazzo, ci sarà un qualcosa, probabilmente non è questa la modalità, lo troviamo in un altro modo, a volte anche nell'allontanamento, ok? Non è che sempre per forza deve essere, noi abbiamo il detto in questo momento qui, né perdanto, non perdiamo nessuno, ok? Questo è il concetto, che non vuol dire non perdiamo nessuno, no, tutti devono rimanere dentro scuola, ma chi esce deve essere in qualche modo, dovremmo avere la garanzia che ci sia qualcun altro che lo accolga, perché purtroppo, ecco, questo è il grosso dramma però che mi viene da dire, in questo momento qui ci sono poche agenzie educative che riescono ad accogliere, ok? Questo è un grosso problema. Ma vi è mai capitato di avere un figlio al prodigo? Sì. No, ma allora, il paradosso è che magari con alcuni ci può essere la difficoltà, ok? Quindi si arriva a una chiusura, cioè siamo anche a scuola, cioè nel senso non è che quindi si arriva a dire è bene scegliere un'altra strada, ritornano. Allora possono ritornare ringraziando o comunque ritornare chiedendo di rientrare, cioè questo è anche tra virgolette una situazione, anche gli ex allievi che ti rientrano dopo anni, che hanno la loro famiglia con i loro figli, adesso c'è il cambio, cioè nel senso che io ripeto sono 22-23 anni che sono lì, quindi alcuni sono diventati genitori, stanno portando i loro figli lì, stanno facendo testimonianza loro rispetto all'esperienza che hanno fatto, quindi sicuramente questi sono dei belli esempi. Arrivano anche quelli che in qualche modo li allontanati in maniera, come dire, basta, cioè c'è comunque un progetto educativo, c'è una sorta di contratto comune che dobbiamo seguire entrambi, minimo, siamo una piccola comunità, quindi e uno dice vabbè, uno non ti saluta neanche per strada, o uno non ti... no, invece ritornano a volte chiedendoti di rientrare, ma a volte anche ringraziandoti per quel blocco che gli hai dato in quel momento là, perché rischiava se no di non avere altre occasioni in cui poter mettersi in gioco. E voi quando li riaccogliete, per voi è festa grande? Ah sì, cioè, chiaro, festa grande. Allora, la festa più grande è quando, secondo me, è vedere ex allievi che rientrano. Beh, noi abbiamo tutta un'associazione di ex allievi a Engim Turazza, è una delle poche rimaste, cioè ormai hanno anche una certa età, perché quindi sono quelli che in qualche modo, perché il vecchio Turazza aveva anche il convito, quindi sono nati per il periodo della guerra, quindi... Diciamo ai nostri telespettatori più o meno quanti anni è che c'è questa realtà a Treviso? Più di 100 e più di 150 anni tra una cosa e l'altra, sì, è una delle scuole più storiche, il Turazza di per sé. Sì, perché appunto, tra l'altro essendo vicino a San Nicolò è nella zona di Caia dei Dall'Oro, che era notoriamente forse la più malfamata del centro storico. E non a caso avevano scelto proprio quello, cioè nel senso come a Torino d'altronde, cioè gli artigianelli, cioè quelle zone che in qualche modo non venivano coperte da quello che poteva essere il sostegno o le zone d'élite come cosiddette, quindi vado proprio a sporcarmi le mani da questo punto di vista.
però la soddisfazione insomma è vedere che dalla pietra scartata diventa... Sicuramente, questo sì. Poi l'altra soddisfazione è per esempio vedere gli imprenditori che hanno studiato all'Engi Turazza e che prendono in carico le nuove leve, cioè si rendono disponibili, creano con te delle alleanze, delle progettualità, quindi anche questo è come dire il passare il testimone, cioè il dire guarda proprio oggi leggevo sul giornale di una nostra ex allieva, ok, che aprirà il negozio per donare a pazienti oncologiche dell'ospedale, ok, a un negozio di acconciatura, ok, quindi ti fa pensare, cioè per carità un piccolo segno, un piccolo seme l'avremmo messo anche noi all'epoca, è uscita una quindicina d'anni fa da noi, però quindi l'offerta educativa comunque tiene un seme che è quello del sostanziamento del Vangelo comunque. Sì, allora quello c'è, quella matrice c'è, dico di più, cioè nel senso che noi anche come responsabili Engim ha strutture in tutta Italia, cioè non c'è solo il Turazza, in Veneto copre ormai tutte le province, andiamo da Venezia, Vicenza, Oderzo, Padova è l'ultima sede che stiamo aprendo, quindi chiaramente sono sviluppati soprattutto nel nord Italia, ma arriviamo a Roma, l'ultima, un'altra aperta è stata a Napoli, all'estero eccetera, però tutti noi adesso stiamo lavorando sul tema della fiducia, tutti i responsabili, ok? Quindi con una formazione a noi in modo tale che poi sia trasmessa anche a chi e ai colleghi che sono poi nelle varie sedi, quindi c'è proprio una certa attenzione, ogni anno facciamo un'uscita di una settimana formativa, siamo andati un anno da Don Milani, quindi proprio a toccare la sua scuola, a capire il suo progetto educativo che in qualche modo lo abbracciamo a titolo pieno. Ecco, ma allora come instillare le indicazioni del Vangelo sugli altri ragazzi di altre religioni? Ci sono dei punti di contatto che sono comuni per tutte le fedi? Ma sì, allora sì, secondo me che è soprattutto legato alla relazione, all'ascolto, al rispetto, cioè questo sicuramente sono elementi che ci accomunano. Chiaramente poi noi non andiamo a intaccare quello che poi può essere il credo di ognuno di loro, delle loro famiglie, assolutamente. Questo c'è un rispetto reciproco, come d'altronde c'è un rispetto, lo sanno bene anche i genitori di ragazzi musulmani o ortodossi o quant'altro, quando vengono a iscriverlo lì non vengono a iscrivere in una scuola qualsiasi, ci presentiamo, diciamo chi è Engim, da chi è fondato e che tipo di spirito c'è all'interno di questa scuola. Però ripeto, da questo punto di vista io ho sempre trovato nei miei 20 anni e passa di esperienza il massimo rispetto e quindi rispetto nei tempi delle altre regioni come nei nostri tempi, nei momenti importanti nostri. Adesso noi fra un po' ci sarà la Pasqua, ci sarà un padre Giuseppino insieme ad altri padri Giuseppini che verranno a fare le confessioni all'interno della scuola, ma in maniera estremamente libera, cioè chiaro che non parteciperanno 800 allievi, questo lo sappiamo, ma nello stesso tempo creiamo questa occasione dove ci sia un momento di richiamo, di un sacramento importante per quanto riguarda il cristiano. E quindi io posso dire questo, insomma, dall'esperienza quotidiana che vedo. Quindi l'universalità della fede? Sì, questo sì. E allora l'ultima domanda, perché ormai il tempo è già scaduto, e come vede la nuova generazione, le nuove generazioni, da un punto di vista, diciamo così, di fede, ma anche di presa in carico di questo nostro mondo? Allora, domanda da 100 milioni, cioè nel senso che... Però dopo 20 anni di osservatorio educativo... Sì, allora sicuramente sono cambiati e ci sta, cioè nel senso che a me non preoccupa il fatto che i giovani siano cambiati perché, ripeto, fa parte del ciclo della vita, fa parte di un'età in cui... c'è chiaramente un'evoluzione rispetto anche a un contesto in cui tu stai, quindi da questo punto di vista non è la preoccupazione, non sono più i giovani di una volta, ok? Non è questo il problema, assolutamente, anzi, ma allora io li vedo sicuramente su alcuni aspetti molto più svegli dei giovani di una volta, ok? Quindi da questo punto di vista sono molto più azzeccati. E forse ecco quello che è la mia preoccupazione da educatore ma anche da genitore, è quello che non mancano i giovani nella loro funzione, cioè l'adolescente fa l'adolescente come lo faceva 20 anni fa, come lo faceva 50 anni fa, ok? Quindi non cambia.
magari con modalità. Il problema siamo noi adulti, questo è la mia grande preoccupazione. La mia grande preoccupazione perché purtroppo in questo momento noi parliamo della crisi dei giovani, eccetera, eccetera, in realtà il grosso problema siamo noi adulti rispetto al tipo di relazione che sappiamo fare tra di noi. Quindi non c'è un fidarsi, non c'è un relazionarsi, non c'è un costruire assieme, e poi la difficoltà nel mettersi, come dicevo prima, in ascolto empatico di questi ragazzi a qualsiasi età, cioè nel senso, chiaro che poi i più evidenti sono gli adolescenti, perché si fanno sentire di più, perché hanno delle modalità del farsi sentire, ma in realtà io penso che il grosso, non mi preoccupano tanto i giovani fondamentalmente su alcuni aspetti stanno portando avanti quello che è il ruolo dell'adolescente, del ragazzino, eccetera. Il problema è noi adulti. Se io penso, quando ero adolescente comunque avevo degli adulti di riferimento, potevano essere i miei genitori con tutti i loro limiti, però c'erano, ok? Attualmente però mi rendo conto, e sempre di più in questi 20 anni, non c'è più la chiamata, sento i tuoi genitori, non c'è nessuno, ma non perché non ci siano, ma non abbiamo tempo, non dobbiamo lavorare, non è un problema nostro, un delegare, quindi questa è la grossa drammaticità, che in qualche modo questi ragazzi rischiano a volte sì di crescere se trovano dei testimoni importanti nella loro vita, e questa è un po' la missione o il messaggio che cerchiamo di portare avanti con fatica, perché non è semplice, che può essere appunto un'agenzia educativa come può essere la scuola. Però questa è la grande preoccupazione, ma non, ripeto, per i ragazzi, ma per noi adulti. Ma allora questi ragazzi di oggi, adulti di domani, riusciranno a prendere in mano questo mondo e prenderlo con, diciamo così, le regole o i suggerimenti del Vangelo? Ma allora, io ho sempre speranza, cioè nel senso, io a volte mi dicono anche al lavoro sono sempre positivo, ma obiettivamente se no uno a un certo punto si chiude in ufficio. Io penso di sì che riusciranno a prenderlo. Io porto la testimonianza, per esempio, una volta c'era, adesso la separazione vista ormai è abbastanza aperta, insomma, ma 20 anni fa io faccio volontariato anche in un'associazione che si occupa di separati. 20 anni fa, se pensavo alla separazione, erano delle mosche bianche e dovevano essere isolati perché erano contagiosi. Adesso forse è anche troppo libera come situazione. Però una volta c'era il concetto, se sono figli di separati saranno separati anche loro, ok? C'era questo, cioè il ciclo. In realtà molti dei figli separati, proprio avendo visto degli adulti che purtroppo per vari motivi, ok, chiaro che ognuno ha la sua storia, il suo percorso, quindi non stiamo a giudicare, proprio perché come hanno visto andare i loro genitori hanno creato delle famiglie straordinarie, quindi non è che per forza sia un copia e incolla, ok? Quindi la mia speranza, porto questo esempio qua per dire, non è detto, se questi ragazzi trovano dei testimoni significativi, non è detto che per forza, però è chiaro che posso dire, ci perdiamo noi adulti un'occasione di conoscerli, di relazionarsi e di crescere con loro, perché è vero, noi possiamo dare come adulti, ma anche loro ci danno quotidianamente tanto. Grazie. Grazie a voi.